Stava facendo una pausa durante un allenamento di box in una palestra di Monselice Edoardo Zattin, 18 anni, studente dell'ITIS a Testino, quando ha accusato un malore che 2 giorni dopo lo ha portato alla morte. Non si danno pace gli istruttori della palestra dove un fatto simile non era mai accaduto. Così racconta Lorenzo Bezzon, uno degli insegnanti. Questo ragazzo si stava allenando con uno scambio di tecniche, con controllo al massimo, quasi neanche si toccano, per 2 minuti. Dopo, nel minuto di pausa, il ragazzo era andato a soffiarsi il naso. Ha soffiato il naso ed è caduto a terra direttamente con la faccia a terra, respirava. Soccorsi immediati per Edoardo che, data la gravità della situazione, è stato trasportato all'ospedale di Padova dove è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per ridurre una vasta emorragia cerebrale. Edoardo Zattin purtroppo non ce l'ha fatta ed è morto ieri. I genitori hanno consentito alla donazione degli organi del giovane, una morte su cui la procura di Padova vuole fare piena luce. I carabinieri hanno sentito i testimoni dell'accaduto. Sul corpo del giovane sarà eseguita l'autopsia. Nel frattempo resta un dolore grandissimo. Grande, è come aver perso un figlio perché io non lo conoscevo, ma ne ho ragazzi, ho bambini dai 6 anni ai 50 e per me dopo anni che mi seguono diventano figli